I bar a Cagliari in tutta la Sardegna hanno riaperto perché si è tornati in zona gialla e dunque caffè, cappuccini, paste e pizzette possono essere servite. Discorso totalmente diverso invece per due bar, quello dentro il più grande ospedale della Sardegna, il Brozzu, e quello dell'oncologico. Silvia De Sì, Wiltux, praticamente perché ancora fermi? Allora, noi non sappiamo neanche noi perché ancora i bar siano chiusi. Stiamo chiedendo incessantemente risposte sia all'azienda ospedaliera Abruzzo che all'azienda Artemis, che ha in gestione il servizio bar dei due presidi ospedalieri che occupano una ventina di lavoratori, ma a tutt'oggi, ripeto, non riusciamo ad ottenere risposte né da una parte né dall'altra. Da quando sono chiusi i bar del Brozzu e dell'oncologico? Dal 3 di novembre questi lavoratori sono a casa, in attesa tra l'altro di ammortizzatori sociali che non arrivano e sono alla fame. Sono lavoratori alla fame, anche molto indiavolati, come si sente dalle loro urla. 20 persone, però voi da chi attendete risposte? Noi dall'azienda o dal Brozzu, noi non abbiamo preferenze, nel senso che chiunque ci dica qualcosa è ben accetto. L'azienda sinora, l'Artemis, non ha dato nessun tipo di risposta né ai lavoratori né a voi sindacalisti. No, nessun tipo di notizia in maniera ufficiale. Avete un timore, insomma, che magari non possa essere legato all'emergenza Covid, possa esserci qualche altra cosa? Sì, perché a questo punto, visto che tutti i bar nei presidi ospedalieri sono aperti e tutte le attività chiedono di riaprire chiaramente in sicurezza, non capiamo qui come mai si sia presa la scelta di chiudere definitivamente o comunque in maniera così duratura. Tra l'altro c'è anche la questione delle casse integrazioni. Non arrivano o arrivano in ritardo? Ci spieghi meglio? Allora, praticamente i lavoratori sono ancora in attesa del FIS dei mesi di luglio, agosto e settembre. Quando comunque lavoravano. Praticamente ci sono stati dei periodi di chiusura e dei periodi di praticamente attività ridotta. E da novembre in poi? Da novembre in poi hanno percepito ottobre e novembre e sono in attesa di percepire dicembre. Ovviamente cassa integrazione insufficiente. Assolutamente sì, sono lavoratori alla fame. Se nulla cambierà oggi, qual è il prossimo passo vostro? Noi indiremo tutte le iniziative a sostegno dei lavoratori che la legge ci mette a disposizione.